Ciao ragazzi, oggi vi faccio conoscere una realtà mantovana tutta al femminile, il Loghino delle Donne. Ci troviamo a Serravalle a Po, a circa 35 km da Mantova, in un luogo che è diventato un riferimento davvero importante per diverse signore del comprensorio e non solo. Allora, qui si producono soprattutto mostarde e confetture che sono lo specchio di quell'eccellenza rurale che è ben presente nelle campagne mantovane. E le immagini che vedrete si riferiscono a una dimostrazione di preparazione della mostarda mantovana, una mostarda di mele che forse tra le mostarde mantovane è sicuramente quella più conosciuta, quella più nota, forse quella più apprezzata. Ma io mi soffermo ancora per un attimo sul Loghino delle Donne, perché sì, è un luogo di lavoro, ma adesso ascoltando Paola capirete che c'è qualcosa che va ben oltre, molto di più rispetto a una semplice mera occupazione. Il Loghino delle Donne è nata da una mia idea, perché io credo che le donne in agricoltura, anche in altri settori, ma l'agricoltura è un ambiente molto patriarcale dove tu puoi fare tanto. Io ho un'esperienza personale di cui non voglio raccontare, ma particolare, dove tu puoi essere la migliore, ma tu non ce la fai mai a rompere quel tetto di cristallo perché poi dovrai sempre scegliere tra avere una vita, dei figli, una famiglia che comunque è caricata sempre. Poi ci saranno i giovani d'oggi, non lo so, ma non mi sembra sia molto diverso sulle donne, e il lavoro. Il Loghino delle Donne è per dare un'opportunità a quelle donne che hanno più o meno la mia età, che sono quelle della generazione boomer, che ha visto che adesso è di moda classificare le persone nelle generazioni, come dice mio figlio, sei una boomer, che hanno visto il boom economico, che dicono che è stata forse la generazione più fortunata, che ha potuto fare tutto, forse gli uomini, non le donne. Dare a queste donne che hanno la mia età, che molte hanno perso il lavoro perché il Covid è stato tremendo e avevano già dei lavori saltuari e li hanno persi, e dando opportunità di avere un'elasticità di orario particolare, nel senso che qui le donne possono dire: ho un problema, devo stare a casa, ho mia madre, ho i bambini di mia figlia, ho mio marito che ha un problema, vado dal parrucchiere, cioè in cui tu non hai l'obbligo di presenza di un lavoro normale. Paola è una farmer manager, ovvero la manager, il direttore generale di un'importante azienda agricola, ed è un ruolo che lei ha ricoperto per prima in Italia, vincendo anche lei delle sfide particolarmente importanti in un mondo come quello agricolo in cui la componente maschile è ancora sicuramente predominante. Ma lei, aprendo questa azienda, il Loghino delle Donne, ha voluto lanciare un messaggio, diffondere anche dei valori importanti, dando un'opportunità alle donne, creando un'azienda a dimensione di donna. E ora la mostarda. Il procedimento, soprattutto se fatto con i crismi della vera artigianalità, non è affatto semplice e non richiede tempi brevi, cioè non è che la mostarda la puoi fare da un giorno all'altro. Le immagini che vedete sono quelle relative a una dimostrazione di produzione della mostarda di mele mantovane. Per arrivare al prodotto finito, questo qui che sto tenendo in mano, occorrono alcune settimane, perché le mele vanno tagliate, vanno messe a macerare limone e zucchero, poi va fatto bollire il succo, che poi deve essere riunito di nuovo il giorno dopo con le mele, e così via. Ci sono diversi passaggi che richiedono attenzioni e accorgimenti che solo l'esperienza può veramente far acquisire. Ma se volete farvi spiegare nel dettaglio cosa significa fare la mostarda, ricordatevi che qui il Loghino delle Donne vi aspetta anche per Corti e Cascine il 18 maggio. E allora sarà bello sentire dalla viva voce di Paola, come tra poco ascolterete, cosa significa seguire il percorso del processo produttivo della mela. Perché le mele, anche mentre si fa la mostarda, cantano. Cos'è che deve fare la mostarda? La mostarda è pronta quando la mostarda la fris, quando la mostarda parla. Fa Perché allora la importa? mostarda, perché quando la caramellatura, cioè lei ha assorbito lo zucchero che la caramella, che la fa diventare lucida, se lo lega intorno, lasciando diciamo quella crosticina intorno di caramello e all'interno rimane croccante e morbida. È questo il senso dell'artigianalità.
Il senso dell'artigianalità è questo, il senso è io dico sempre che chi fa un prodotto artigianale, il componente non è, va bene la frutta, va bene tutti gli ingredienti di qualità, va bene la ricetta della nonna, ma ci vuole poi il tempo. E il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo ed è quella che noi ne abusiamo di più, non diamo valore. Perché la mostarda deve avere poi il tempo di diventare mostarda. Lei ha citato le nonne, ma questi sono insegnamenti che vengono da Queste lontano? sono ricette vecchie, sono le ricette delle nonne, sono le ricette fatte come si faceva una volta. Si metteva via la mostarda perché si conservava la frutta che c'era in più. Certo. Lo facciamo da millenni, dal mustum ardens degli antichi romani, e la senape da millenni conserva. La mostarda, prima di essere invasata, diventa di questo colore che voi vedete. È proprio questa è caramellata. matura? Questa è matura perché la mostarda, e lì è il senso dove il tempo fa il lavoro più grande. Certo. La mostarda si deve stagionare dopo un mese minimo. Senti che profumo, mamma mia. Sente, dopo un mese la mostarda diventa così, che è tutta bella. Quindi queste lucida. mele sono state lavorate un mese fa? Sono state lavorate un mese fa, o anche di più se riusciamo a farla stagionare, di più, e poi vengono invasate. Senta Paola, si riesce a far capire correttamente il valore di tutto questo? Allora, io lavoro sul veronese, questa è la mia attività, mio hobby. È come confrontare un lambrusco, che non voglio dire niente, buonissimo delle mie parti, del mantovano, con un amarone di qualità. Uno non comprerebbe mai una bottiglia d'amarone per 5 euro, perché la prima cosa che ti viene da pensare è dire, Madonna, cosa che dentro? Per costare 5 euro. Se uno sa il procedimento per fare l'amarone, mentre puoi spendere benissimo 5, 6, anche 10 euro per un lambrusco, quelli buoni, quelli fatti Certo. qua. Ma un amarone, se non costa 20-30 euro, tu dici non è di qualità, perché è un prodotto di qualità. Cioè c'è dietro un tale lavorazione che non può costare come una mostarda, come posso dire, fatta Industriale. dall'industria, fatta dai laboratori che sono alla fine industrie che la vendono. Ma quanti prodotti fate, Paola? Beh, le ricette sono circa 25 mostarde. Ah, Ci sono prodotti che sono fatti di frutta singola, come la mela, la pera, la ciliegia, l'anguria bianca che non fa quasi nessuno, la zucca, l'arancia, e qualcuno dove, tipo sinfonia, mettiamo 3 frutti, mele, pere e pesche insieme, l'alba rossa che è questa tutta con questo bellissimo colore che sono pere e frutti di bosco, raggio dorato che sono pere con scorzette di arance. quindi praticamente con le mostarde ci si possono inventare un sacco di cose. Con le mostarde, in base a cosa le vogliamo, sì, si possono inventare. L'idea mia è di poterle applicare, ci vuole fantasia, perché davanti a tutti questi bei colori non capisci, almeno per me, perché uno le debba tenere sempre divise. Questa è quella che è uscita per Natale, si chiama Caravaggio, ed è fatta di 4 frutti non macinati, non grossi, tagliati a fette come la classica mostarda mantovana, ma è fatta da frutti di bosco, anguria bianca, kiwi e zucca. Caravaggio perché il nome, se vedi, hanno dei nomi un po' speciali. Questo è perché sono i colori di Caravaggio. Cosa mi fai assaggiare, Paola, con questo schiocco? Ti faccio assaggiare una delizia. Quando d'inverno, quando sei triste, quando sei un po' più giù, ti fai una coccola, ti metti lì sul divano, ti guardi magari la televisione e mangi voglia di coccole. Guardate, voglia di coccole. E cosa c'è qui dentro? Cacao, mele e nocciole. È una coccola per l'anima. È una coccola che una tira l'altra. Infatti è fatto per mangiarne un vasetto e fa meno male della Nutella di sicuro. Ragazzi, con questo finale coccoloso, vi diamo appuntamento al 18 maggio per Corti e Cascine qui da Paola e al Login delle Donne.
le donne sono Vi vincenti. aspettiamo. Adesso che è aperto, un peccato, vero che Devo portare a casa. le porto se ci arriva a casa. Beh, vabbè, lo mangi prima.